Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Palermo ringrazia Santa Rosalia, patrona della città, con la tradizionale acchianata a piedi a Monte Pellegrino. Il sindaco La Galla: gli incendi di quest'estate hanno deturpato la città. Dopo lo stupro di gruppo e le violenze della movida, la condanna dell'arcivescovo Lorefice. Palermo dice: non può essere questa. E allarme sicurezza a Palermo, droga e alcol spacciati ai giovanissimi nelle piazze della movida. La Bardera e altri deputati regionali presentano un disegno di legge per contrastare la diffusione delle nuove droghe sintetiche. Palermo capitale dei motociclisti senza casco. In tutta la Sicilia il 14% sulle due ruote non lo indossa. Solo l'anno scorso più di 4.000 incidenti con 78 morti. Catania, la vergogna del Massimino, danneggiati e distrutti nuovi seggiolini alla prima partita in casa, compromessa l'immagine della città in festa per Catania-Crotone. Siracusa, luogo dello sport a simbolo del degrado, l'impianto sportivo di Via Lazio, nel rione Mezzarona, è preda dei vandali. Per la prima volta i paracadutisti atterrano davanti al Tempio della Concordia nella Valle dei Templi. Agrigento si prepara anche così a diventare capitale della cultura 2025. Mio nonno Camilleri mi ha insegnato a nuotare nella sua Porto Empedocle. Anche Arianna Mortelliti scrive, ha pubblicato il suo primo romanzo e ricorda con l'affetto della nipote l'allegria del grande scrittore. Ben trovati, è il giorno di Santa Rosalia. Palermo ringrazia, come per tradizione, la patrona della città con l'acchianata, la salita a piedi a Monte Pellegrino verso il santuario. E nell'occasione il sindaco La Galla e l'arcivescovo Lorefice esprimono condanne non di circostanza. Marco Gullà. Palermo festeggia la sua patrona nel giorno di Santa Rosalia e così come da tradizione, a piedi o scalzi, con gli amici di una vita o in famiglia, per i palermitani la notte tra il 3 e il 4 settembre significa una sola cosa: acchianata. Già dalle 8 del mattino del 3 e fino alla notte del 4 settembre i devoti si mettono in marcia per il pellegrinaggio lungo Monte Pellegrino fino ad arrivare al santuario di Santa Rosalia, la patrona della città. Un rito popolare e religioso che si svolge da secoli dopo che nel 1624 la Santuzza salvò Palermo dalla peste. Presidio costante da parte delle forze dell'ordine e della forestale per evitare soprattutto il rischio incendi. La chianata arriva in un periodo delicato per la città, soprattutto dopo la ferita ancora aperta dello stupro di gruppo e gli incendi che hanno messo in ginocchio il capoluogo. Il significato di un pericolo scampato ha il sapore di una stagione che gli incendi hanno in qualche modo violentato e pregiudicato. Noi speriamo che la saggezza di tanti e la prevenzione delle istituzioni competenti possano per il prossimo anno, nei prossimi anni, migliorare questa condizione che quest'anno ci ha posto seriamente a rischio. Io salgo anche con un cuore che chiede anche perdono, con un cuore penitenziale. Non può essere questa la nostra Palermo e noi dobbiamo chiedere alla Santuzza che ci ridia una nuova prospettiva di vita, di relazioni, un modo nuovo di abitare la città. E allora cominciamo proprio chiedendo la benedizione anche per intercessione di Santa Rosalia. C'è chi la chianata la fa a piedi scalzi chiedendo una grazia o per dire grazie alla Santuzza. Ognuno di noi già normalmente avrebbe rispettato la tradizione, ci siamo detti perché non farla tutti in gruppo, dato che siamo già un gruppo, e quindi eccoci perché siamo qui. Mi ero riproposta, se venivo giù in Sicilia in vacanza, di salire su. I genitori sono siciliani entrambi e quindi per l'appunto è coincisa questa data particolare, quindi ancora più volentieri facciamo questa chianata. E allarme sicurezza a Palermo, c'è la violenza dei giovani annoiati.
Ma c'è anche allarme e criminalità in piazze e quartieri per le nuove droghe sintetiche. Iniziativa di legge regionale del deputato Lavardera e di altri parlamentari. Manlio Viola. Non solo allarme violenza, ma più in generale allarme sicurezza a Palermo. Esistono quartieri che ormai rischiano di diventare terra di nessuno, piazze che sono divenute centrali dello spaccio, aree della città dove le forze dell'ordine sono presenti ma spesso non sono sufficienti per intervenire in ogni occasione. A Palermo è anche allarme crack, la nuova droga sintetica che si trova a prezzi stracciati ma che brucia il cervello dei giovanissimi. Una droga che ormai i nostri ragazzi iniziano ad assumere già a 12 anni, per lo più hanno fra 15 e 17 anni, quelli identificati e segnalati ai SERT, che per il recupero hanno i mezzi necessari per affrontare eroina e cocaina, ma non hanno ancora gli strumenti per aiutare i dipendenti del crack. Un allarme nell'allarme, quello lanciato anche dal deputato regionale di Sicilia Vera Ismaele Lavardera, ospite di Buongiorno Sicilia. Abbiamo portato un disegno di legge presentato all'Asse da 16 deputati di tutte le forze, maggioranza e opposizione insieme, per cercare di affrontare dal punto di vista economico il problema, cioè dare delle risorse affinché possano esserci, ad esempio il camper a Palermo è partito e bisogna riconoscere anche all'assessore Pennino il lavoro che sta facendo, questo camper in giro per i quartieri importanti Ballarò per dare una mano a chi utilizza il crack, che è la nuova eroina. Lavardera insieme ad altri 18 deputati ha presentato all'Ars un disegno di legge per il contrasto a quella e ad altre droghe, ma il problema è molto più vasto di così, ci sono piazze nelle quali la criminalità ormai è padrona. C'è un problema di sicurezza? Sì, c'è un problema di sicurezza. Abbiamo bisogno dell'esercito in questa fase della nostra città. Lo dico senza se e senza ma. Il sindaco di Palermo dovrebbe comprendere che è una fase delicata e bisogna che lo Stato centrale ci dia una mano. Il tema è anche sociale. Troppo spesso la violenza è figlia della noia, ma anche l'esercito è una pezza che cura gli effetti ed è necessario subito dopo intervenire invece sulle cause. Sempre a Palermo la polizia ha arrestato un trapanese con 175 grammi di crack e eroina. I controlli sono scattati nei pressi del terminal dei pullman che collegano con le altre città dell'isola. Misterioso agguato a Favara, nell'Agrigentino. Un colpo di pistola è stato esploso contro l'auto di un insegnante sessantenne in pieno centro. La procura ha aperto un'inchiesta. Palermo è anche la capitale dei senza casco. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'intera Sicilia il 14% dei motociclisti non usa la protezione obbligatoria e nel 2022 si sono registrati 4.257 incidenti in moto con 78 morti. Marco Gullà. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'intera Sicilia il 14% dei motociclisti non usa la protezione obbligatoria e la città di Palermo ne è praticamente capitale. Un quarto dei 78 morti per incidenti stradali in Sicilia del 2022 avrebbe avuto più chance di salvarsi se le vittime avessero indossato il casco. E in una città come Palermo le cure per ogni singolo caso con ferite gravi costano al sistema sanitario nazionale fino a 50.000 euro. Questa mattina abbiamo fatto un giro per la città e le immagini sono più che eloquenti. In molti non indossano la protezione, soprattutto in periferia. Qui siamo in via Oreto, c'è chi addirittura trasporta qualcosa nel proprio ciclomotore non indossando ovviamente il casco. E poi guardate questo centauro, totalmente indisturbato e senza protezione, avvia una telefonata al cellulare. Ma per prudenza anche chi va in monopattino dovrebbe indossarlo, qui invece vanno in due, assumendo posizioni quasi da circense. L'anno scorso in via Libertà, Mondello e la via Piana del Lucciardone, l'Istituto Superiore di Sanità ha monitorato su strada quante persone utilizzano il casco. Poi ha ripetuto l'operazione in provincia Termini Imerese e anche a Catania e a Belpasso. Nel capoluogo siciliano il risultato è che utilizzava la protezione l'86,7% dei conducenti, il dato più basso d'Italia, inferiore sia alla media delle regioni del sud, circa il 92%, e di Napoli, 94,5%, sia quello rilevato 5 anni fa, sempre a Palermo, l'88%. Catania adesso i 18 seggiolini danneggiati o distrutti al Massimino e lo sdegno popolare che ne è seguito hanno rovinato l'effetto della bellissima cornice di pubblico della partita con il Crotone. Le immagini sono al vaglio degli investigatori alla ricerca dei responsabili. Marco Carli.
Queste immagini, quelle della festa, e poi queste dei seggiolini rotti, un contrasto che ha in parte rovinato l'effetto pienone di Catania Crotone. Spalliere rotte o piegate, parti bruciate dai fumogeni, tutti atti intenzionali di teppismo. I dati diffusi da Digos e Scientifica: un seggiolino danneggiato nel settore ospiti, 1 in tribuna B, 6 nella nord e 10 in curva sud. Questa è una zona con alta concentrazione di seggiolini rovinati. In questo caso lo vediamo proprio alla spalliera, che è rimasta comunque in parte attaccata. 2 posti a sinistra e invece la spalliera, come vedete, è completamente divelta. Ci spostiamo di ulteriori 2 posti. Il danno invece in questo caso è nella parte laterale. I video sono al vaglio degli inquirenti per tentare di trovare i responsabili. Lo spazio per saltare c'è fra una fila e l'altra, e non è questo ad aver creato i danni. Dalla serie B in su i criteri infrastrutturali prevedono seggiolini muniti di schienale obbligatori in tutti i settori. Inutile non prevederli da adesso, considerando la spesa effettuata. Chiaramente non va fatta di tutta l'erba un fascio, abbiamo fatto un sopralluogo stamattina anche insieme a voi e abbiamo riscontrato comunque la rottura dei seggiolini quasi in maniera mirata, cioè quasi con un unico piede, soprattutto nelle due curve. Lo stadio, come sappiamo, è stato consegnato a tempi di record. Ci siamo arrivati e quindi per questo sottolineo che bisogna colpire chi ha rotto questi seggiolini, ma al contempo bisogna saltare chi li ha installati e ci ha permesso di arrivare per tempo a disputare la partita, e ovviamente gli straordinari 20.000 tifosi che hanno gremito lo stadio Angelo Massimino venerdì. A Siracusa adesso dà luogo dello sport a simbolo del degrado. L'impianto sportivo di Via Lazio nel rione Mazzarona è preda dei vandali. Doveva essere riqualificato, ma i lavori sono stati bloccati da qualche mese e così è stato rubato di tutto. Francesco Aloi, Emanuela Corsi. Che cos'è il degrado? Guardando queste immagini ecco che arriva la risposta. Questo è l'impianto sportivo di Via Lazio, siamo nel rione Mazzarona a Siracusa. Oltre questo cancello c'è il totale abbandono. Una struttura che fino a qualche anno fa era frequentata da sportivi di ogni età, adesso invece si presenta così. La proprietà è del comune, che un paio di anni fa aveva avviato dei lavori di riqualificazione poi interrotti a causa di un errore nella stima dei costi. In poche parole, le somme stanziate non bastavano. E così qualche mese fa, andati via gli operai, sono arrivati i vandali che hanno saccheggiato la struttura. Qui manca tutto, o quasi. Anche se il cancello è chiuso, come si vede, scavalcare non è difficile. Manca parte della recinzione, ma non ci sono più nemmeno i tombini in rame, oro per chi li ruba. Sono stati portati via anche gli infissi di uffici e spogliatoi, e addirittura manca parte del manto in erba sintetica. Il tenso statico distrutto è irrecuperabile e fuori non potevano non esserci rifiuti. Immagini tristi per il mondo dello sport, una brutta cartolina che arriva da una delle zone più difficili della città. Basti pensare che qui, fino a qualche anno fa, si allenavano il Siracusa Calcio, il Real Siracusa, ma anche squadre di pallavolo e non solo. Gli sportivi piangono, i vandali festeggiano. A Lipari cresce la preoccupazione e anche la rabbia per la vicenda dei trasporti dopo il braccio di ferro fra Regione e Caronte Tourist. Il sindaco Riccardo Gullo denuncia come il servizio di privatizzazione dei trasporti qui non abbia funzionato. Francesco Triolo. Noi ci sentiamo in un certo senso impotenti, presi di mira e anche vittime. Il grido d'allarme arriva da Lipari. Il sindaco Riccardo Gullo si fa megafono dei disagi che gli abitanti delle isole minori stanno subendo per la vicenda dei collegamenti e del braccio di ferro che c'è in corso tra la regione Sicilia e la compagnia Caronte Tourist. Io ho detto che questa situazione mette in ginocchio l'intera comunità, ma ho anche detto che comunque non è una situazione nuova di crisi, ma è una situazione che va peggiorando e che quindi bisogna porre immediatamente rimedio. Quello di cui si discute in questo momento ovviamente è l'affidamento degli integrativi, che è di competenza della regione, ma in generale si è venuta a determinare questa divisione tra collegamenti navali e collegamenti veloci con arriscati con operatori unici, quindi siamo in una situazione in cui non vi è concorrenza per poter in qualche modo trovare una soluzione molto più dinamica e delle soluzioni alternative. Soluzioni alternative che mancano e che creano quei problemi di continuità territoriale, danni ingenti all'economia e al turismo che alle Eolie denunciano un po' tutti, anche Federalberghi, con i prezzi che sono schizzati soprattutto per i trasporti speciali. Abbiamo avuto aumenti del 500%
e cosa è successo? Uno si aspettava che la regione ci convocasse, invece non ci ha convocato solo per la portualità, e noi abbiamo detto no, vogliamo essere convocati per discutere sull'aumento dei prezzi. Poi fa un decreto per ristorare questo aumento, ma non ne segue un'azione efficace, perché intanto questo aumento viene applicato, quindi siamo davvero in un mare in tempesta. Ma il sindaco di Lipari contesta anche il metodo della privatizzazione che qui in Sicilia, dice, secondo lui non ha funzionato, con un monopolio che non ha graziato le popolazioni delle isole minori. Spettacolare atterraggio, vedrete tra poco, ai piedi del Tempio della Concordia ad Agrigento, dei paracadutisti del 1° Reggimento Carabinieri Tuscania di Livorno sono atterrati proprio nella Valle dei Templi, ed è l'evento che rappresenta il primo passo verso Agrigento, capitale della cultura 2025. Davide Sardo. Nel cielo di Agrigento, sopra la Valle dei Templi, patrimonio dell'umanità, ecco l'esibizione avio-lancista della sezione di paracadutismo sportivo del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno, con uno spettacolare atterraggio ai piedi del Tempio della Concordia tra gli applausi del numeroso pubblico. Per la prima volta nella storia la Valle dei Templi ha ospitato la discesa dei paracadutisti. Sono i militari più volte campioni del mondo di precisione, impegnati in un atterraggio difficile in uno dei posti più belli del mondo. Un vero e proprio spettacolo che ha emozionato i tantissimi turisti presenti alla manifestazione, che apre di fatto gli eventi di Agrigento, capitale della cultura 2025. E per l'occasione il sindaco di Agrigento ha invitato anche i 9 sindaci finalisti del concorso, che hanno così avuto l'opportunità di ammirare le bellezze artistiche e culturali della città che il poeta Pindaro definì la più bella dei mortali. Avevo promesso al ministro San Giuliano, quando il 31 marzo ci ha proclamato, che avrei invitato i sindaci. Ebbene, quel desiderio, oltre alla promessa, il desiderio mio di realizzare quella rete turistico-culturale, l'ho concretizzata. Sono riuscito a trasformare una competizione in una cooperazione. Dopo l'atterraggio, la cerimonia di consegna della bandiera tricolore da parte del colonnello dei Carabinieri Vittorio Stingo al sindaco della città, prossima capitale della cultura per il 2025, Francesco Miccichè. Abbiamo avuto l'onore di far sventolare nei cieli della più bella città dei mortali il tricolore italiano, la più bella bandiera del mondo, e l'onore è quello di averla scortata noi carabinieri attraverso gli atleti del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania. Abbiamo poi donata nelle mani del sindaco, a peritura memoria di quello che è il legame tra l'Arma e la sua gente, i cittadini di Agrigento. La bandiera italiana sarà messa in mostra in una teca che verrà esposta nel Palazzo dei Giganti, sede del comune di Agrigento. Facciamo una breve pausa, tra poco incontreremo la nipote di Andrea Camilleri, la scrittrice Arianna Mortelliti. State con noi. Eccoci di nuovo insieme. A Punta Secca la scrittrice Arianna Mortelliti ha chiuso la rassegna Libri da Mare. La nipote di Andrea Camilleri si racconta, ricorda i viaggi con il nonno nei luoghi del cuore, fra i quali l'immancabile Porto Empedocle. Simona Mazzone. Torna nella sua Punta Secca, borgo suggestivo del Ragusano, noto in tutto il mondo per l'ambientazione della serie Rai Montalbano. Arianna Mortelliti, romana doc ma siciliana d'origine. Suo nonno materno era Andrea Camilleri e qui ogni angolo parla di lui. L'occasione è l'ultimo appuntamento della rassegna Libri da Mare, che ha chiuso con la presentazione dell'opera prima della scrittrice, figlia d'arte. Suo papà è il regista Rocco Mortelliti. Nonno Andrea, sin da piccola, l'ha portata con sé nei suoi luoghi del cuore, primo tra tutti Porto Empedocle. Quando io ero piccolina, nonno è stato in Sicilia, appunto noi abbiamo casa a Porto Empedocle, che è la sua casa d'infanzia. Io lì ho imparato a nuotare alla Scala dei Turchi, che a quel tempo, quindi all'inizio degli anni 90, era un luogo deserto, dove eravamo praticamente io, mamma, nonno, il cagnolino, che era color sabbia, si vedono solo gli occhietti neri, ed era un posto magico dove si respirava veramente l'aria della Sicilia.
Arianna Mortelliti, laureata in scienze biologiche e una docente, ma la vicinanza al nonno Andrea Camilleri le ha dato l'ispirazione giusta, tanto che l'esperienza dolorosa dell'ultimo mese di vita dello scrittore, quando era in coma, è proprio il leitmotiv del suo libro Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni. La mia opera prima che ho scritto, ispirandomi alla condizione di mio nonno nel suo ultimo mese di vita, che è una situazione che mi ha lasciato molto scioccata, perché comunque avere una persona cara in coma per un mese è una situazione molto particolare da cui sono riuscita a uscire in maniera più o meno serena proprio grazie alla stesura del romanzo. Protagonista Arturo Baldi, 95 anni, portato d'urgenza in ospedale dove scivola in un coma profondo. La sua coscienza è ancora vigile. In un tempo sospeso Arturo riesce a sentire uno per uno tutti i componenti della famiglia che gli fanno visita in un'incessante sequenza di confessioni, sfoghi, preghiere. Un romanzo dall'originale stile narrativo che trasuda amore da ogni poro, dolce, appassionato, intenso, ricco di storie e con un pizzico di mistero, tanti segreti svelati alla fine che tengono il lettore con gli occhi incollati alle sue pagine. Complimenti a Arianna Mortelliti, ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.